in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia, grazie Radio Libertà. Noi l'associazione Volontariato siamo a disposizione dei cittadini, ci troviamo a None in via Volvera 3, siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 e chiamate 328 0715 232. Oggi la trasmissione sarà un po' particolare perché giustamente si parla del nostro, almeno del nostro grande capo. Adesso vi farò dire come la pensa anche il mio fratellone Claudio Ripodio, che è in linea. Grande Claudio, ti voglio bene e sono contento che ci stai ascoltando, così possiamo dire grazie al nostro grande capo che purtroppo ci ha lasciato. E poi senti Claudio, facciamo dire anche ai nostri colleghi che intervengono qualche minuto per spiegarci un po' le manifestazioni, visto che la nostra trasmissione deve essere completa come sempre. Poi sabato prossimo magari allungheremo. Ricordiamo per quanto riguarda oggi che chiamando il 328 0715 232 possono rivolgersi a noi per qualunque tipo di problema sociale, civile, penale, amministrativo, poi glielo diciamo. Mentre invece Claudio, intanto ti ringrazio che sei presente e ti do subito la parola perché tu sei quello che devi prima di tutto ricordare quello che è il nostro fondatore, almeno per te è ancora più valore di me perché io sono arrivato grazie a te e grazie a Bossi proprio nella nostra associazione. Ciao Claudio, come stai? Poi dopo abbiamo l'ingegnere, l'architetto e gli altri. Come va Claudio? Sì. No, va molto meglio, sì. Io mi scuso se ogni tanto non ci sono, ma è a causa di un brutto incidente che ho avuto un mese fa, che mi ha portato 4 giorni in coma e ho fatto un po' di 2 settimane di ospedale tra terapia intensiva e il resto, è una storia un po' lunga. Adesso sono qua, mi sto riprendendo, non posso ancora lavorare, non posso ancora fare nulla, ma mi sto rigenerando pian piano. Ho preso una grossa botta in testa e le fratture si stanno mettendo a posto. Diciamo che ho tutte le ossa rotte in testa e si stanno rimettendo a posto. Per quanto riguarda il capo, io sono veramente dispiaciuto di non poter essere là oggi perché il mio fisico non me lo permette e non ho una così grande resistenza per stare lì 1 ora, 2 ore così. Mi dispiace veramente tanto. Troverò il modo di andare a trovare suo figlio. Avevo un bellissimo rapporto con i figli. E come è iniziata? 2 secondi per dire come è iniziata. Io ho portato il progetto dell'ACP come associazione sportiva nel 1996 o 97, no 97, primavera del 97, poi a settembre è stata fondata l'associazione. Ho mandato un messaggio, ai tempi c'era Guido Rebosio, me lo ricordo benissimo, un grande amico che non c'è più neanche lui, ma una persona che poi aveva seguito i ciclisti. E a lui avevo incontrato lui una volta e avevo detto: guarda, mi piacerebbe portare questo progetto dell'associazione per vedere se può essere interessante, magari darci qualche direttiva, qualche istruzione così. Io mi ero dato 4 mesi per avere una risposta. Dopo una settimana mi arriva una telefonata dalla vecchia ragazza che seguiva i contatti, mi dice: Claudio, buongiorno, sì, il capo le vuole parlare. E io subito ho detto: il capo chi? E allora mi ha detto Umberto Bossi le vuole parlare stasera, dopo che faceva il suo giro di comizi. E io quella sera, dopo una settimana, ero lì a presentare l'associazione, il logo, tutto. Mi disse che il logo del Sole delle Alpi col volante era un po' lugubre, perché c'era il volante nero, me lo ricordo ancora. Ma da lì partì l'associazione e io a lui dissi una cosa molto semplice: io qui non sto chiedendo soldi, sto chiedendo solo un appoggio per poter fare. Se siamo bravi vinciamo tutti, se non siamo bravi scompariamo senza nessun problema, quindi a voi non creiamo nessun tipo di fastidio, nessun tipo di problema, chiediamo solo questo appoggio che ci manca per poter fare delle cose buone. Lo capii e da lì poi nacque l'associazionismo padano, nacquero un macello di associazioni che purtroppo oggi non ci sono più, ma ACP è nato così.
È nato perché io ci ho creduto, ho portato un progetto e lui ci ha creduto e mi ha ascoltato. Questa è stata una grande cosa. Da lì è nata una bellissima collaborazione. Io ho conosciuto lui, Umberto, fuori dai comizi, quindi quando si era lì a chiacchierare, a parlare di cosa si voleva fare, le sue idee, la sua vision era molto, molto interessante, è sempre stata molto interessante. Manca da tanto la sua presenza nella politica vera, ok? Ha lottato fino all'ultimo con col Somale. Ricordi anche tu, Luigi, quando lo invitavamo alle cene dell'ACP, veniva sempre, veniva sempre alle nostre cene di fine anno. Ricordo ai tempi c'era una nostra amica che, sapendo il dolore che aveva un braccio, perché aveva un braccio dopo il suo infortunio, dopo il suo malanno, aveva avuto un braccio malato, e tutta la cena stava lì a massaggiargli il braccio. Oppure avevo la nostra amica Pericoli, che non c'è più, che gli stava di fianco sempre, chiacchieravano tutta la sera. Erano dei bei momenti di amicizia tra persone normali, e questa era una cosa che ha sempre contraddistinto, secondo me, la sua persona, che nonostante la sua presenza importante, imponente, quando in determinate situazioni era la persona più normale, con grande esperienza da cedere, da donare, ma veramente una grande persona. Basta, mi fermo qui, se Comunque, no andrei avanti tutto Claudio, il giorno. siccome c'è il tempo che andiamo avanti lo stesso, per noi lui è un fratello, parola sottoscritta, fratello, quindi è uno di noi. Senti Claudio, adesso grazie, vedo che altro che non ce la fai, siete troppo avanti, non scherzare, stai migliorando, sono felice. Senti un po', allora iniziamo facendo vedere se abbiamo già in linea, come mi ha detto la nostra grande Natalia. Mi pare che abbiamo già Gianni già in linea, poi anche sono già in linea. Così con Gianni gli rubo i 5 minuti perché ci sono delle attività. Scusa Gianni se siamo un po' in ritardo, ma andiamo un po' veloce, comunque anche tu lo pensi come noi perché fai parte della mia famiglia, quindi tu sei con noi. Gianni, com'è la situazione oggi, domenica, sabato e domani? Beh, oggi e domani siamo su quattro fronti, cioè, quindi diciamo adesso sono uscito dalla piscina, diciamo 5 minuti fa, perché tutti i sabati facciamo in pratica gli allenamenti della piscina, però già stamattina alle 7:30 sono partiti la squadra di calcio a 5 a Biella per giocare per la finale, cioè in pratica se oggi vanno in finale, quindi speriamo che facciano una bella partita e possano qualificarsi per la finale oggi. Domani invece siamo sempre calcio a Novara, sempre con un'altra squadra, la B, anche la squadra di Novara. Poi abbiamo in via Veglia pallavolo domani pomeriggio c'è la squadra di pallavolo che giocheranno nella palestra in via Veglia. E poi abbiamo 60 ragazzi che faranno i regionali di nuoto Fisdir ad Asti. Quindi domani siamo appunto, come ho detto, su 4 fronti. Quindi abbiamo tutti quanti i volontari impegnati a darci una mano, perché senza di loro lo sappiamo già che i volontari sono il perno dell'associazione, cioè, quindi senza di loro non possiamo andare avanti. Quindi ecco, per questo che dico, siamo abbastanza, c'è tanti volontari, quindi quello. Poi sabato e domenica lo stesso abbiamo su 2 fronti. Sabato e domenica siamo alla Colletta a Torino a fare bocce sabato e domenica. Domenica pomeriggio ci sarà addirittura la premiazione alla Colletta vicino al cimitero monumentale. Siamo lì che facciamo bocce insieme a tutti i ragazzi e anche domenica andremo poi, ecco, se andiamo in finale, a giocare di nuovo a calcio. Quindi siamo quasi tutti i sabati e domeniche su 2 o 3 fronti. Luigi, volevo anche sempre ricordare, che tu mi dai sempre lo spazio, cioè voi, la Radio Libertà
ci dà lo spazio anche di poter, diciamo, dire che in pratica io ho scritto sempre un libro che diciamo di Maurizio, di mio figlio, che è mancato, diciamo, un anno fa. Quindi chi volesse prenderlo su Amazon, basta che scriva Maurizio Gianni Ferigo, che in pratica è il mio nome, e viene fuori, quindi lo potete acquistare. Tutto il ricavato del libro viene dato all'associazione, perché diciamo, io, diciamo, quando l'ho scritto ho deciso che in pratica di aiutare completamente tutta l'associazione. Luigi, se c'è qualche domanda che mi devi fare, no, l'unica domanda è quella che fai bene a dire le cose come stanno, perché è un tuo diritto dire che c'è il libro, perché c'è, portala scritta e a molti interessa. Non tutti riescono a saperlo. Ringraziando questa radio, la gente, lo dicevo prima anche alla signora Natalia, che c'è gente che sa di cose che nessuno ne parla, proprio perché qualcuno gli riferisce quello che ascolta ascoltando questo tipo di trasmissione che facciamo noi. Quindi adesso, Gianni, ti ringrazio, ci sentiamo sabato prossimo e parliamo anche delle attività anche di domenica, perché il tempo vola. Nella prima parte devo far parlare anche Ubaldo, perché sai che si parla di Bossi, che per me è anche un fondatore per quanto riguarda, ci ha appoggiato. Bravissimo, bisogna, diciamo, è diciamo una persona che ha dato tanto, ha dato tantissimo, quindi è molto, molto da ricordare, molto, ma molto. Quindi, certo, grazie Gianni. Comunque Gianni, io ti ringrazio, se vuoi salutarci così diamo la parola a Ubaldo. Ok, io vi saluto tutto, ringrazio la Radio Libertà, tu che ci dai l'opportunità di poter parlare con, diciamo, con la gente, quindi che ci ascoltino, quindi spero che continuiamo in questa maniera, che così magari tante persone capiscano cosa riusciamo a fare. Grazie Luigi e ci sentiamo in settimana, dai. Okay. Grazie, sì, senz'altro, ti aspetto, perché io poi sai già che ho dei miei problemi. Comunque, grazie Gianni. Allora, vediamo un po' se Ubaldo è in linea, anche perché c'è gente del Canavese che continua a chiamarmi. Ubaldo, sei in linea? No, Luigi, mi devi dare 30 secondi. Se è in linea, allora possiamo già fargli capire che abbiamo della gente del Canavese, Ubaldo, sapendo che tu sei responsabile dell'Automotoclub Canavese, ci chiedono certe cose, come fare, come non fare. Chi meglio di te può spiegare anche gli indirizzi e i luoghi dove può trovarsi e le manifestazioni? Se sei già in linea, Ubaldo, mi senti? No, Ubaldo non è ancora in linea, Luigi, adesso lo connetto. Allora mentre non parlo Ubaldo, Claudio, abbi pazienza, hai sentito anche Gianni che è giusto che ne dica queste cose, perché ormai fa parte anche lui come automobilista eccetera della nostra associazione, tra virgolette della tua associazione, Claudio. Certo. Fanno veramente un sacco di attività portate ad aiutare le persone a togliersi anche una soddisfazione di poter dire ho partecipato, non necessariamente ho vinto, ma fanno veramente tantissimo e fanno un grande lavoro e tanti complimenti a loro. Per quanto riguarda l'ultima cosa che non ho detto prima, che non ricordavo ma che è vera, che a lui in una conferenza stampa fatta dove avevano presentato l'associazione, poi si fece una grande manifestazione a Lecco dove delle monoposte da corsa hanno girato in un circuito cittadino improvvisato, bellissimo, è stato un bellissimo evento. Lì fu data a lui la tessera numero 1 della CP, è vero, e Aurelio, che era sautista ai tempi, faceva sempre la tessera della CP, sempre. La macchina che lui aveva sempre i nostri servizi, la nostra assicurazione, tutti i nostri servizi, carattrezzi, assistenza, tutto, anche se non gli serviva, ma l'hanno sempre avuta per tantissimi anni. È stata una grande bella cosa. Sì, adesso allora Claudio preparati perché arrivano i tuoi due grandi amori,
l'ingegner Cudia e poi soprattutto l'architetto Arturo Caligaro. Perché Cudia? E lo sai, no? Te lo ripeto io anche fino all'esaurimento nervoso, ma Cudia è la persona più importante perché ci dice quello che succede. Vabbè che anche tu quando lavori sei sempre anche fuori dall'Italia, però lui vive, lavora e produce anche a livello di quello che diciamo all'estero. Quindi è giusto avere la persona che ti dice quello che è reale. Nessuno ce l'ha mai contestato. Sei contento che te le tengo tutte le settimane insieme a te adesso, Claudio? Allora vediamo un po' se la nostra Natalia è riuscita a chiamare Diego in linea, perché se c'è Diego vi lascio già iniziare prima dell'interruzione, così poi parliamo anche di altre cose che ci sono molto importanti. Certo, prima viene Umberto, poi vengono le altre cose. Diego, sei già in linea? Sì, sono in linea. Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti. Sono in linea. Ecco, allora Buongiorno. Diego, ecco, bravo, c'hai sia Claudio che poi Arturo. Quindi Diego, adesso dovete andare voi fino alla fine. Ti ringrazio, sai che la prima cosa che facciamo è ricordare, per quanto mi riguarda, parlo io adesso in questo caso, Umberto Bossi, perché fa parte della famiglia, è un fratello, un padre, è tutto. Quindi adesso Diego, se vuoi dire qualcosa a Claudio, e Claudio se vuoi dire qualcosa a Diego, oppure anche ad Arturo, a voi la parola e poi diamo un attimo a Claudio, quando riesce a capire un minuto o due, l'interruzione della pausa normale della trasmissione. A te la parola, Claudio. Ma intanto buongiorno ingegnere. Buongiorno, Sì, buongiorno. ci sono sempre tanti argomenti che toccano il mondo dell'automobile, perché c'è una grandissima crisi in Europa, proprio voluta in modo sbagliato dall'Europa, che ha creato un grande danno che era evidente dall'inizio. Ora stanno cercando di cavalcarlo un po', di starci in groppa, ma non lo so cosa succederà ultimamente. Sì, lo so cosa succederà, ma lo immagino cosa può succedere. Lei, ingegnere, invece cosa dice? Ma allora io mi collego un po' tutti quanti, così almeno allora anch'io voglio in qualche modo ricordare Umberto Bossi, perché l'ho incontrato diverse volte e ho avuto modo di parlargli, e quindi insomma, bene o male è una persona, bene per chi l'ha conosciuto, male per chi in qualche modo l'ha criticato, è una persona che ha segnato, ha fatto proprio un solco grandissimo in quella che è l'economia e anche la realtà italiana, insomma, ecco. Non voglio dire che ha cambiato, diciamo, il mondo della politica, ma in qualche modo, insomma, ricordo benissimo quando ha creato il suo movimento, così il mondo politico e la gente anche comune si divisa proprio in due, ecco, chi è questo qui, che cosa fa, che cosa vuole, eccetera. E però il fatto che ha raccolto, ma nel giro di poche settimane, tutto quello che molti altri leader politici non hanno saputo fare, ma nel giro di mesi o anche anni, insomma, questo per me è stato un valore aggiunto, ecco. Ripeto, poi vabbè, ero giovane quando la sua prima mossa, parlando di automotive, Luigi Sinatore lo ricorderà, così, è quello di levare il bollo sulla patente, insomma, ecco, una vera e propria rivoluzione di cui poi lascerò parlare, insomma, è uno quando il cribbio, ma noi altri non ci sono arrivati così, e questo signore qui è criticato per tutta la sua filosofia, quella che oggi viene definita celodurismo, insomma, queste cose qua che fanno un po' parte della diciamo un po' così della critica, ecco, un po' politica, ecco, anche giornalistica. E comunque ha fatto una cosa che per gli automobilisti è rimasta memorabile, insomma, è stato il primo, ecco. Poi tante altre cose, ricordo poi che quando gli ho detto l'ultima volta che l'ho incontrato che la stavo lavorando per portare veicoli a idrogeno in Italia, mi disse vai avanti, fai tu quello che non ha saputo fare quel non dico così quello
usiamo un termine un po', uno che parla, è il signor Grillo, ecco, quindi vai avanti tu con quello che ritieni giusto, cioè l'idrogeno, perché ricordiamo tutti che il signor Grillo dai cancelli della Fiat Mirafiori, che io vedevo perché comunque lavoravo lì come dirigente, gridava ai 420 cosa volete fare, che tanto da Torino, per cui insomma capitale dell'auto italiana eccetera, tanto comunque le auto saranno tutte idrogeno. Se l'avesse fatto lui oggi sarebbe un magnate, la vita politica magari un nuovo Agnelli, non lo so, queste cose qua, quindi parlare, non fare niente, così. Quindi un ricordo molto molto vivo e commosso anche per Umberto Bossi. Evviva, spero che faccia un buon viaggio. Prego. Sì, Beppe Grillo, me lo ricordo anch'io, era una K gialla con montato una cella idrogeno, tra l'altro io l'ho anche prodotte quelle macchinette lì per dare pulizia nell'uscita dello scarico e una riduzione dei consumi. Abbiamo la pausa subito e poi riprendiamo proprio questo argomento che è interessante. Pausa, vai regia. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Di nuovo a voi la linea. Eccoci tornati. Sì, volevo solo aggiungere, prima di lasciare volentieri la parola, quindi faccio anche un riferimento politico. Pare che in Italia, e quindi lancio, tanto so benissimo che Arturo Calligaro può anche criticarmi, ma tanto so benissimo qual è il suo pensiero. Ecco, l'automotive in Italia è sempre stata vista bene dai partiti di centrodestra, ecco, e gli altri no, ecco. Questa è solo una sintesi, ecco, poi potete anche tranquillamente, soprattutto Arturo, richiamarmi, ma comunque più che altro liberale, perché se non abbiamo queste persone, compreso anche Umberto Bossi, che in qualche modo mi diceva vada avanti lei e così fa quello che non ha saputo fare il signor Grillo, insomma, la dice lunga. Prego. Sì, questo è un bel argomento. C'ho 2 o 3 cosine su Beppe Grillo, sul suo modo, su quel progetto politico che non era altro che una vendetta alla Rai, perché gli avevano tolto la possibilità di andare in Rai e lui si è vendicato facendo tutti gli show che ha fatto. Mi ero ben documentato anche su quello ai tempi. Arturo, ci sei? Buongiorno. Ciao Claudio, ciao Diego e ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori. Ci sono. Ciao, sai che io e l'ingegnere adesso ci prepariamo per darti una serie di schiaffoni politici che tu dovrai gestire. Farò il possibile.
Oramai, come diceva quello, non sento più neanche le sberle, quindi No, sento poco. Beppe Grillo, io ricordo, conobbi in Liguria una persona che era un amico di infanzia di Grillo, che gli aveva detto chiaramente, avevamo una serie di sedi distaccate della nostra associazione in Liguria, in Veneto, un po' dappertutto ai tempi, e io andavo periodicamente a farmi il giro, a trovare le persone, quando c'era anche, logico, ci vedi in primavera verso l'estate, ti fai un bel weekend anche in Liguria, intanto che fai il tuo lavoro di ACP ti guardi anche un bel mare, un bel posto, le spiriterie buone, si mangia bene anche lì. E questa persona che incontrai in un ristorante, mi sembra, ci siamo messi a parlare un po' di questo evento che era appena successo da pochi mesi, da poco tempo, e mi raccontò che era uno show, che lui sta facendo lo show, vi sta prendendo per il tutti. Lui sta facendo la sua vendetta alla RAI, punto. Gli è andato lo spazio politico, quindi gli è andato proprio la possibilità di far casino gratuitamente. E così ha fatto per anni. Cioè, lo critico sì, perché non è stato il modo giusto sicuramente, ma ha fatto la sua scelta. Ha portato 2 o 3 argomenti che potevano essere buoni, non li ha portati a termine, perché guai se ci fosse stata davvero un'auto con un'iniezione a idrogeno come quelle che abbiamo fatto noi per anni, che non andavano solo a idrogeno, andavano a ossidrogeno, a brown gas, e abbattevano i consumi oltre che azzerare le emissioni. Quindi noi eravamo veramente dal lato giusto ai tempi, abbiamo giocato, ci siamo fatti male anche, perché i soldi ci li ho messi io personalmente per portare avanti determinati progetti e aziende che poi ho chiuso perché non avevano sbocco, e anzi mi era stato detto di lì non passi, quindi chiudi, lascia stare, e ho dovuto lasciare stare, non ero abbastanza forte per andare oltre. Ci sono tanti progetti che si possono portare avanti, l'ingegnere lo sa anche tranquillamente, l'idrogeno, il brown gas e altri. Sì, mi inserisco perché così anche Arturo a modo così, e giustamente in quel periodo lì in cui il signor Grillo parlava di queste cose, già al Politecnico di Torino, quindi parliamo del Politecnico di Torino, lavoravamo su queste tecnologie, ma non per il settore automotive, pensate per il settore spaziale, perché sapete bene che il Politecnico di Torino e anche quello di Milano, ma soprattutto a Torino con la Legna eccetera, lavoravano, sviluppavano e studiavano, e ai futuri ingegneri, io andavo solo diciamo per alcune parti così a seguire questi progetti, e lavoravano per il settore aerospaziale, che poi comunque avrebbe in qualche modo generato tutta una serie di motori per i grandi vettori, diciamo, i grandi veicoli, camion, pullman, navi e anche aerei, quindi non certo l'automobile. Per cui insomma io avevo fatto presente questa cosa al signor Grillo e mi dice sì, che bello, dico, io ho detto guardi che ci sono già queste tecnologie, voi politici dovreste in qualche modo dare una mano a chi, ma non perché devo farmi i soldi, ma chi insomma ha queste cose. Ecco, questo per dire, comunque, per ricordare ad Arturo che ci vuole sempre un po' molto di, ma lui le sa benissimo queste cose, unione tra il potere, insomma, chi gestisce la cosa pubblica e chi in qualche modo studia. Lascio volentieri la parola, ecco. Sì, è chiaro, Grillo, come dice Claudio, ha creato questo movimento per la sua rabbia dall'esplosione in Rai per quella famosa battuta sui socialisti e la Cina, no? E quindi quello gli ha provocato l'esplosione della Rai e ha fatto nascere questa rabbia che in qualche modo è stata canalizzata poi in un movimento democratico, ma io me lo ricordo. Sono andato a vedere un suo spettacolo a Grugliasco perché mi piaceva come comico, aveva delle battute esilaranti. È incominciato a piovere, eravamo all'aperto, l'organizzazione gli disse sospendiamo il concerto perché piove, c'erano le pozzanghere, quindi la gente non poteva, e lui da buon genovese dice no, le palanche sono le palanche, quindi io non restituisco niente a nessuno, no? Per inquadrare il personaggio. Sì, era quello che ha in qualche modo
in Italia iniziato quel processo di politiche ambientali, ma più che ambientali, ambientalistiche, oserei dire, finalizzate a dare un colpo diciamo, tra virgolette, all'economia che a lui non piaceva, l'economia capitalista, per andare per slogan, no? Quindi il suo grimaldello per creare quelle contraddizioni all'interno dell'economia sollevando un tema ambientale. Che poi a lui del tema ambientale interessasse poi molto, non ci credo, ma quello gli serviva a sollecitare gli stimoli, a solleticare gli stimoli della gente di difesa dell'ambiente, giustamente, no? La difesa dell'ambiente deve essere, però non dargli quella connotazione ideologica da farlo diventare ambientalismo, non tutela ambientale. Anch'io però, visto che ho la parola, vorrei ricordare Umberto Bossi, cioè io l'ho conosciuto nel 92, nel 92-93, una delle prime Pontide dove pioveva di rotto e noi, contrariamente però al Grillo che pensava alle palanche, eravamo tutti lì sotto la pioggia, e sotto la pioggia c'era anche Bossi, no? A salutare tutta la gente che era arrivata nonostante il tempo inclemente, e io me lo ricordo molto, in un ricordo molto vivo, quando ero candidato sindaco a Moncaglieri nel 1993 e che riuscì a andare al ballottaggio contro la sinistra, una cosa eclatante e clamorosa per quel periodo storico, riuscire a battere la sinistra. Lui è venuto a Moncaglieri, eravamo a pranzo, uno seduto di fianco all'altro, e lui cercava di rincuorarmi, di in qualche modo stimolarmi, perché l'impresa, per uno che non era mai entrato in comune, non aveva mai fatto politica, era un'impresa ardua, però con le sue parole mi ha stimolato a proseguire, a non lasciarmi abbattere, e quando lo incontravo lui si ricordava sempre di questa roba qua. E l'ultima volta che l'ho visto, in una ricorrenza molto tragica, perché Umberto è venuto al funerale di Brigandì l'anno scorso, 2 anni fa, a novembre, nel 2014, è morto Matteo Brigandì, un altro dei pilastri della Lega piemontese, e Bossi, nonostante i suoi problemi di salute, si è fatto accompagnare al funerale di Matteo. Mi piacerebbe ricordarlo insieme a Gippo Farassino, che discutono, come li ho visti discutere, animatamente, magari alzando la voce nelle riunioni quando veniva i direttivi torinesi e quando partecipava Bossi, soprattutto quando c'era da formare le giunte in Regione Piemonte, e che arrivava Bossi a condizionare, a dire l'ultima parola, e poi alla fine dava retta a quello che diceva Gippo Farassino. Quindi due grandi che facevano politica per ideali, non per interessi, perché erano, come hai detto tu giustamente prima, Claudio Di Bossi, altrettanto per Gippo Farassino. Non aveva bisogno di fare politica per vivere, e non aveva bisogno di fare politica per farsi conoscere a Torino, in Piemonte. Quindi noi abbiamo due persone che rimarranno sempre nei nostri cuori, perché se siamo qua, se c'è questa radio, se ci siamo noi che facciamo politica, è grazie a queste due persone. Quindi mi piace ricordarle così in paradiso, che discutono animatamente dei temi politici. Ma ritornando al nostro problema, sì, io mi ricordo quando venne proposto l'idrogeno, io purtroppo dissento anche dalla tecnologia all'idrogeno, anche se adesso viene proposta, perché l'idrogeno è solo un portatore di energia, perché dove si è un vettore. L'idrogeno occorre l'energia per separare l'idrogeno dall'ossigeno, per cui in qualche modo non è un combustibile, è un portatore di energia, sì, non è inquinante, ha bisogno, e Diego l'ha detto più volte, di pressioni enormi per mantenerlo liquido, quindi
occorrono contenitori pesanti per trasportarlo, e quindi non è immaginabile utilizzare l'idrogeno in un diciamo utilizzo di massa, a meno che la tecnologia non progredisca tramite la ricerca di catalizzatori particolari per scindere la molecola d'acqua, ecco, quindi senza utilizzare tanta elettricità. Per cui è una delle soluzioni che procede nella direzione di trovare alternative credibili, non ideologiche, a quello che è la mobilità di tutti i giorni, di tutti i cittadini. Dobbiamo immaginare sempre di utilizzare, come diceva Henry Ford, no? Bisogna vendere agli operai le nostre macchine, perché sennò non ci sarebbe un mercato. E allora usare tecnologie che possano essere alla portata di tutti, che non costino molto, e come la tecnologia dell'elettrico, a mio giudizio, per adesso non ha futuro, finché non si riuscirà a immagazzinare la corrente in piccoli spazi e spazi leggeri, come succede per un combustibile liquido. Per adesso la vedo dura questo percorso dell'idrogeno, anche se appunto Grillo a quei tempi lo usava in modo strumentale e politico, proprio per farne una battaglia politica e non una battaglia per l'ambientale, per il problema ambientale. Io ritengo sia questo l'obiettivo, che è giusto sperimentare, quindi metterlo anche, ad esempio io vedo che in Lombardia l'idrogeno è usato per i treni della Valtellina, che vanno sulla Valtellina, dove sarebbe troppo l'elettrificazione della linea ferroviaria, e quindi si prova con l'idrogeno. Però a mio giudizio le efficienze che ha anche in questo campo ferroviario un motore elettrico da uno all'idrogeno, con i pesi da portare dietro, ambientalmente penso che sia ancora più economico investire, anziché nei treni all'idrogeno, nell'elettrificazione delle linee, tutte le linee, quindi anche una maggiore attenzione al trasporto pubblico. Claudio, cosa ne dici? Ma guarda, so che anche l'ingegnere voleva dire la sua, giustamente siamo a 10 minuti più o meno dalla fine, abbiamo perso 10 minuti all'inizio per il saluto dell'umanitaria pedana al capo. E idrogeno, ci sono tanti modi per averlo. Purtroppo la politica o l'industrializzazione, anche in Italia ma anche in altre nazioni, ha portato alla costruzione di grandi stabilimenti vicino a grossi impianti, penso alle centrali nucleari in alcune nazioni dove ci sono, e quindi si utilizza una frazione di quell'energia o di azione meccanica per la produzione e stoccaggio dell'idrogeno. L'idrogeno è pericolosissimo come stoccaggio, l'implosione, non l'esplosione, l'implosione dell'idrogeno provoca danni assurdi. Io giocavo, quando facevo andare le mie macchine a brown gas, giocavo a far scoppiettare, a fare la schiuma nel secchio e far scoppiettare con un piccolo pezzo di carta incendiato le 4-5 bolle di ossidrogeno che c'erano. Vi assicuro che tremavano i vetri e sentivano il botto a 100 metri da dove io giocavo. Abbiamo provato a fare giochi riempiendo una bottiglia di plastica di ossidrogeno con una miccia elettrica, farla scoppiare a distanza, e abbiamo sentito botti che mi fischiano ancora le orecchie al pensiero. Il vettore energetico idrogeno o ossidrogeno è fenomenale, va usato, prodotto e stoccato e utilizzato nel modo giusto. Se pensiamo di fare un accumulo di questi gas è pericolosissimo, non siamo così bravi ad averne la pazienza e la forza per gestirlo. A me fanno paura quando rivedo i camion carichi di idrogeno, quelli che hanno tantissime bombole piccole, tantissimi tubi. Quelli sono contenitori di idrogeno perché è un gas molto instabile, perché ha bisogno di muoversi in una certa maniera, non deve essere in spazi molto grandi. Ci sono tante negatività legate a questo utilizzo, ma perché è stata presa la direzione sbagliata, che è quella della produzione e stoccaggio dell'idrogeno
ragazzi, quando lo fai uscire basta una carica elettrostatica, fai uno di quei botti che ti ritrovano su Marte. Ingegnere, mi dice che sto sbagliando? No, assolutamente. E poi tra l'altro è un argomento molto attuale perché la maggior parte dei droni e delle bombe che stanno arrivando dall'Iran sono tutte all'80% idrogeno, quindi dice bene, è detto giustamente. Il brutto è che questa tecnologia viene per ora usata per motivi proprio catastrofici, per distruggere piuttosto che costruire, ricostruire diciamo uno stile di vita, a cominciare dalle auto, alle case, proprio a costruire anche alle macchine che costruiscono, ai macchinari che danno lavoro, viene utilizzata per distruggere, perché è più facile, come è stato giustamente detto, basta un piccolo innesco grande come un pacchetto di fiammiferi e una bomba, un missile distrugge praticamente un intero quartiere, tanto per far capire qual è il grado di potenza. Ecco. Per cui giustamente è da ricordare, è una tecnologia che per ora purtroppo è usata male, però ce n'è tantissima, ecco. E ci sono anche tanti investimenti per produrla. E qui ritorno sempre, quando uno parla di investimenti, soprattutto nazionali, ci sono nazioni che spendono miliardi e miliardi per avere bombe a idrogeno. E qui, ripeto, tutto detto, prego. La famosa bomba H, la bomba all'idrogeno. Sì, esatto. Ricordiamo perché H è il simbolo dell'idrogeno, e quindi è una tecnologia che il popolo, che il mondo ha conosciuto 50-60 anche prima con Einstein, quindi insomma per cui solo che è una tecnologia che viene subito presa per le mani da militari e quindi da poteri politici, e adesso ne vediamo le conseguenze, ecco. Per cui sì, è vero, ma purtroppo noi andiamo molto spesso a guardare la parte negativa e basta, quindi il giusto utilizzo viene denigrato molto. Io posso garantire, io ho giocato molto spesso, ho portato una delle mie macchinette che conteneva 5 litri di acqua salata, acqua con una mix di sali da me prodotto, e l'ho portata ai vigili del fuoco perché siccome chiudevano i contatori delle caldaie che avevano le mie macchine montate, io sono andato a loro e gli ho detto: ok, visto che dite che esplode, adesso lei me la fa esplodere. L'hanno analizzata, aperta, guardata tutta, mi hanno detto chiaramente: no, questa macchina non può esplodere, è piena d'acqua. Sì, quando io gli do corrente produce il gas brown, che è i 2 litri al minuto che servono per far funzionare una caldaia, per far risparmiare una caldaia. Quindi dov'è che esplode? No, non può, è impossibile che esploda, ha tutti i sistemi di sicurezza, bellissimo, bellissimo. Ho chiesto: ok, mi fa per favore un verbale dove mi scrive queste cose? No, non possiamo farlo, arrivederci. Noi non ci siamo mai visti. Sì, purtroppo sì, questi qui ritorniamo sempre a un discorso anche anche politico, così, insomma, non ci sono le competenze, per cui si guarda sempre dopo, quando magari un magazzino che conteneva con tutte, come si diceva prima, con tutte le accortezze, poi esplode, come può essere anche un reattore nucleare o anche una semplice centrale elettrica distaccata, esplode. E allora poi arrivano tutti e cercano di capire come mai arrivano centinaia di persone, compresi i vigili del fuoco, eccetera. Ancora arrivano anche i parroci, tutti quanti, per capire come mai, quando bastava solamente dire no, guardate che era fatta così. E Arturo ne sa. Sì, sono cose che succedono. Io giocai per una ventina d'anni su questo sistema, che ho ancora come progetto ben protetto. Stiamo vedendo dove, non come farlo ripartire, dove farlo ripartire, perché in alcuni posti tu vai con una buona idea, inizialmente aiuti, quindi sono tutti contenti, poi di colpo ti si girano contro e tu non sai neanche da dove arrivano gli schiaffi, ma è vero, eh? Vabbè, se ne potrà parlare. Io approfitto di questi pochi minuti per salutare tutti, perché mi sa che il tempo è scaduto, così, e augurare a tutti una buona primavera, ricordare sempre Umberto Bossi, non è escluso che sabato prossimo ci si senta dall'Automoto Touring Show di Torino. Un saluto a Luigi Sinatora e a tutti voi. A presto. Grazie, a presto, sì.
Arturo, mi chiudo anch'io in questo ricordo. Tra poco c'è l'ultimo saluto a Pontida a Umberto, alle 12 inizia il funerale a Umberto, ci sarà già una discreta folla, penso. L'umanitaria Padana c'è, alcuni amici della CP sono già là. Noi ci siamo sempre stati, ma anche lui c'è, e quindi tante idee che abbiamo avuto insieme sono ancora vive nell'associazione e continueranno a viverci, e hanno continuato, quindi andremo avanti anche ricordando quel bel lavoro che si era progettato insieme. Un abbraccio forte a tutti voi. Arturo, a te per la chiusura. Sì, noi della CP appunto siamo nati grazie a Bossi, quindi oltre a quello che ha fatto politicamente, noi in particolar modo per questa sua idea dell'associazionismo, e che ci ha dato la possibilità di raccogliere le istanze degli automobilisti, ma soprattutto degli automobilisti del nord, le battaglie sul non pedaggiamento delle autostrade viene proprio da un'idea delle prime idee della Lega, e l'Automobile Club Padania le ha fatte proprie. Quindi oggi è una giornata di lutto per noi tutti, vorremmo tutti essere a dargli l'ultimo saluto. Purtroppo noi dal Piemonte arrivare fino lì è un'impresa, l'abbiamo fatto tante volte ma così non programmata, risulta estremamente difficile. Qualcuno di noi del nostro gruppo senz'altro sarà presente per ricordarlo e per ricordare a noi quello che è stato. Un abbraccio agli ascoltatori, certo. Un saluto a te Luigi, noi ci sentiamo in settimana, un ringraziamento alla nostra regia e buona giornata a tutti. Grazie a tutti e tre, voi siete quelli che contano. Allora ringraziamo intanto sia Natalia che ci fa parlare e Radio Libertà che ce lo consente. Volevo ricordarvi che noi siamo un'associazione di volontariato, cioè tutte le persone che sentite in radio, tutta gente che volontariamente collabora, quindi qualunque problema, come dico, quelli che trattiamo noi a None, in via Volvera 3, dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 14 alle 16, se lo desiderate potete anche partecipare personalmente, altrimenti ci inviate una mail a ufrapportisociali@libero.it oppure telefonando 328 07 15 232, date il vostro numero e noi vi richiamiamo, così vi facciamo risparmiare anche tempo e denaro se non ce la fate, e vi diamo le risposte a quanto utilizzate, cioè, lo ripeto, per quanto riguarda le pensioni, i conteggi, delle domande varie, oppure l'emergenza abitativa, i bonus vari che ci sono adesso anche per riguardo alle leggi che cambiano continuamente, oppure servizi legali, civili, penali, amministrativi. Quindi qui trovate tutte le soluzioni con persone all'altezza della vostra situazione. Ricordatevi che adesso inizieremo come CAF e come patronato anche per darvi l'opportunità a conoscere personalmente come fare per ottenere, visto che non tutti quelli come la mia età riusciamo a usare le novità tecnologiche, si mettono in crisi, e allora chiamando il nostro club, io lo dico club, ma l'associazione di volontariato, appunto, l'ufficio dei rapporti sociali, risolviamo questo tema. Comunque vi ricordo ancora che noi siamo disponibili, siamo tutti i sabati a disposizione di questa radio, anche la vigilia di Pasqua, come mi è stato chiesto, il sabato ci siamo. Parleremo anche di quello che è il codice della strada, perché noi a questo filo diretto siamo grazie alla trattativa che abbiamo deciso di fare riguardante il nuovo codice della strada. Quindi, signori,
dalle 14 alle 16 a None. E per quanto riguarda il nostro motto, la nostra associazione, è quello di meglio perdere un attimo per la vita, scusate, che perdere la vita per un attimo. Grazie a tutti voi ascoltatori, chiamate pure che anche la radio vi risponde allo 02 92 94 7222 oppure inviate messaggi al 340 6709 659 e noi prenderemo nota, leggeremo e vi informeremo. La prossima settimana sia a Achille, sia Arturo che Cudia, sappiate che c'è gente che viene proprio per voi, ci hanno già chiamato e quindi ringrazio io a nome di tutti nostra Radio Libertà. Vi ringrazio e a voi studio ci sentiamo sabato prossimo. Grazie e un bacione a tutti.